Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale buongiorno dall'Hostel Sarrodia di Oristano. Quest'oggi si celebrano i premi USSI, io sono in compagnia di Mario Frongia, presidente dell'USSI Sardegna, un'occasione per premiare tante eccellenze dello sport isolano, ma anche un'occasione di crescita e di dibattito tra la stampa e gli sportivi, appunto. Tutto giusto, con una precisazione, mi fa piacere ricordare che dietro lo sport sardo, dietro le attività motorie si nasconde una marea di persone che fanno un lavoro spesso di volontariato che è misconosciuto, e mi riferisco ai dirigenti, mi riferisco ai tecnici, mi riferisco a tanti atleti che lavorano duro e sodo per come dire, costruire se stessi e dare forza alle loro società. Lo sport è il sale indispensabile per una società sana, per una società in cui si vive e si cerca di vivere meglio, per una società che cresce, quindi l'occasione, diciamo, la voglio immaginare più larga di quella che può essere la crescita di noi giornalisti, che non guasta e che ovviamente è sempre uno dei nostri obiettivi. Uno sforzo importante dell'USSI quest'oggi anche ovviamente in termini di comunicazione con la diretta streaming su directasport.it, su sardegnasport.com, il mondo del giornalismo e dello sport che si apre, anche ne hai parlato insomma nella conferenza precedente, nel corso di formazione precedente molto importante su giovani e legalità, che si sta aprendo sulle nuove frontiere del giornalismo, appunto il web innanzitutto. Ecco, quello è il primo settore sul quale si deve lavorare, dobbiamo essere sempre molto attenti, vigili e propositivi, perché non significa porre domande e avere degli interrogativi demonizzari, significa soltanto chiedersi come si possa migliorare a vantaggio dell'utente. Spesso noi giornalisti siamo, come dire, quasi fossimo allo specchio, radio, carta stampata, web o TV, e invece no, invece siamo semplicemente, come dire, una parte di questo messaggio. Dobbiamo e abbiamo l'obbligo di farlo arrivare chiaro, tempestivo e verificato. Tutto questo non accade, non solo nel web. Introduciamo un pochino i premiati di oggi, un autentico parterre des rois. Innanzitutto, qual è stato il criterio nello scegliere i premiati di quest'anno? Una parte del criterio lo teniamo segreto perché il direttivo si è mosso anche sulla base di quelle che possono essere emozioni. Un'altra parte invece è chiarissima. Abbiamo sottoposto ai soci negli ultimi 3 mesi la possibilità di indicarci atleti, associazioni, club, squadre che per una qualche ragione loro ritenessero degni del premio. Da queste indicazioni abbiamo tratto a nostra volta delle ulteriori indicazioni, il Consiglio si è espresso, abbiamo tenuto conto last minute delle cose che si sono verificate, lo dico ma non è potuto succedere, ci piaceva premiare Meo Sacchetti che nell'ultima settimana, ma i premi hanno sostanzialmente per riferimento alla stagione agonistica precedente all'anno in cui si verificano, comunque a cavallo tra 2014 e 2015, per cui detto che per la cronaca Sacchetti ci ha ringraziato e ci ha detto di no, più o meno i criteri sono questi, un po' ciò che si è visto, su cui si è lavorato nel corso dell'anno e un po' su quello che giustamente dicono i soci USSI. Manca pochissimo all'inizio, possiamo fare un pochino la conta dei presenti, di chi invece magari ha marcato visita a partire dal Cagliari e la Dinamo Sassari, insomma. Possiamo annunciare chi vedremo tra pochi minuti su Directa Sport e su Sardegna Sport. Allora, ha marcato visita per motivi proprio inderogabili, il fantino più bravo di Sardegna è in Giappone. Fabio Aru si è trasferito, ma abbiamo una sorpresa, si è trasferito da Montecatini in Spagna per la preparazione. È saltato Beppe Bergomi perché all'ultimo momento aveva un aereo che lo avrebbe riportato a Milano per fare la trasmissione che fanno mi pare alle 22 su Sky, però c'è stato un problema di concomitanza e non ce l'ha fatto, sarà nostro ospite in seguito. Invece sul Cagliari no, sul Cagliari non dovremmo avere defezioni, almeno che non sia capitato qualcosa, nonostante la sconfitta, nonostante soprattutto il drammatico infortunio a Daniele De Sena che ha sconvolto il club e tutti i giocatori, è evidente che siamo sul pezzo.
anche sport minori direi molto ben rappresentati. Probabilmente il sport minori non è la miglior definizione che si potrebbe trovare, però insomma abbiamo tanti atleti di prim'ordine, Carlo Ciabatti, Chiaro Bino, insomma anche una particolare attenzione a questo aspetto dello sport. Assolutamente, soprattutto mi viene in mente il baseball, mi viene in mente l'hockey, mi viene in mente, ma non si tratta di sport minori, sono sport straordinari, quindi insomma c'è una copertura che abbiamo cercato di rendere omogenea, ma anche lì non si tratta di una ricetta medica, viva Dio, abbiamo avuto, il Consiglio si è cimentato nel dare preferenze che possono essere di varia natura. Perfetto, grazie mille a Mario Frongia, interrompiamo per il momento questa diretta da Oristano, tra pochi minuti ancora in diretta invece per la premiazione USSI 2015. Fabio Aru ritira il premio il fratello Matteo, 25enne di Villa Cidro, corre per il team Astana, professionista dal 2012, ha caratteristiche di scalatore e corridore da corse a tappe. Nel 2015 ha vinto la Vuelta di Spagna, suo grande giro in carriera, ed è salito sul podio finale del Giro d'Italia nel 2014 e nel 2015. In totale ha vinto 3 tappe al Giro e 2 alla Vuelta. È il primo ciclista sardo ad aver indossato una maglia rossa. Un applauso per Fabio Aru, grande. Premia il questore di Oristano. Non si è sentito? Complimenti. Allora, premia il questore di Oristano, il dottor Di Ruberto. Sì, dal ciclismo al windsurf. Premio a Carlo Ciabatti, portacolori del Windsurfing Club Cagliari. Nel suo curriculum nel 2014 a Brest in Francia ha conquistato il titolo mondiale di Tecno 293, la tavola giovanile, quella che è ritenuta un po' propedeutica all'attività sportiva, 2 bronzi conquistati, europeo a Palermo, europeo dell'ISAF a Brest. Premio a Carlo Ciabatti, lo premia Andrea Delle Pin, presidente della Federcalcio regionale. Roberto Carta, Hockey Prato, ritirano i capitani Amsicora maschile e femminile. Premia Mario Frongia. Presidente dell'USSI Sardegna. Ha vinto 2 scudetti nel 2015 come allenatore dell'Amsicora maschile e femminile. Sono gli ultimi di una serie iniziata nel 76 da giocatore. In tutto ha vinto 21 scudetti, 7 da giocatore e 14 da allenatore. E un mese fa è stato nominato commissario tecnico e allenatore della nazionale femminile. Ritirano la capitana della squadra femminile dell'Amsicora, Terry della Vittoria, e Francesca Denotti della formazione campione d'Italia. Dove sono le ragazze dell'Amsicora? Un bel applauso, sono campionesse anche loro. Ciao Terry. Complimenti. Ciao Francesca. Torniamo al calcio per premiare una figura che da molti anni allena i ragazzi, ha dedicato gran parte della sua vita ad allevare proprio i giovani calciatori, insegnandogli prima di tutto le regole della vita oltre che quelle del pallone. Premio USSI 2015 a Gesuino Campagnola. Un monumento così è definito. Quanti ragazzi hai scoperto? Dai. È un po' troppo emozionato. Dimmi un nome di quelli che poi hanno fatto carriera. Gianluca Festa, per esempio, è passato dal centro Gigi Oliva e è andato a finire dove sappiamo. Ad allenare il Como. Premia Andrea Loviselli, il presidente del corso di laurea in scienze motorie di Cagliari. Spalle. Professore, verso di qua. È una ragazza sarda che si è fatta valere nella pallavolo femminile, nella nazionale della pallavolo femminile, fino a conquistare il titolo mondiale. Si chiama Alessia Orro, è una gran brava ragazza perché oltre a giocare studia anche con profitto del 98, guarda caso all'età di mia figlia, però insomma è una campionessa predestinata perché
e di Narbolia. Il fatto di essere nata in un paesino della provincia di Oristano non le ha precluso la strada del successo. Quindi complimenti ad Alessia Orro, che gioca in Serie A1 con il Club Italia, e premia Alessia, credo che ci sia la mamma, sì, la mamma ritira il premio Caterina Scanu, complimenti ad Alessia, premia Francesco Porceddu del Lussi Sardegna. Prego. Complimenti. Guarda qua mamma. I prossimi ad essere premiati sono Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, vincitori Rally di Sardegna. Premia Francesco Porceddu, direttivo Ussi Sardegna. No, facciamo una piccola inversione. Okay. Allora, facciamo premiare Francesco Birocchi, presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti. Prego. Okay. Sono due. Sì. Adesso il prossimo, adesso. Francesco, dove Torniamo al mare, in qualche modo premiamo la campionessa di immersione, si chiama Chiara Obino, è cagliaritana, primato italiano in assetto costante, con l'uso di entrambe le pinne, immergendosi fino a 71 metri nelle acque conosciute, quelle di Geremeas. Premio a Chiara Obino, e il premio viene consegnato da Gianfranco Fara, presidente del CONI regionale. Complimenti. Complimenti. Eccolo. Guardi qua. Prego. Prossimo è Domenico De Meo, arbitro recordman pallanuoto, cagliaritano classe 57, ha iniziato ad arbitrare nel 76 e nell'82 ha diretto la prima partita in Serie A. Ha diretto 6 finali scudetto, 3 maschile e 3 femminile. Premia l'avvocato Porceddu, attenzione. Premia l'avvocato Porceddu. Dove? Guarda che ti espello adesso. Un altro dei dirigenti che per molti anni hanno dato lustro alla Sardegna, questa volta nell'atletica leggera. Adriano Rossi, cagliaritano, presidente del CUS Cagliari, presidente del comitato regionale della FIDAL, più volte consigliere federale, insomma il suo palmarès è davvero pieno di onorificenze. Vorrei che fosse Stefano Palazzi a premiare con il premio Ussi 2015 Adriano Rossi. C'è? Eccolo qua, sta arrivando. Un po' bloccato dal traffico, però va bene così. La verità è che non pensavamo che arrivasse tanta gente e siamo felici di questo. Prego Adriano, complimenti. Qua, dottor Rossi, professore. Ciao. Questo lo devi leggere tu, Questo Ok. Non abbiamo il video, quindi non abbiamo il niente. video perché lo vedremo più avanti insieme agli altri video. Vi dico subito che i video dei premiati che non sono potuti essere qui quest'oggi riguardano Alessia Orro, riguardano Aru e riguardano Brian Sacchetti della Dinamo Sassari, sul quale ha un conflitto di interessi piuttosto palese. Emanuela, prego. Sì, Brian Sacchetti, Moncalieri Torino dell'86, gioca dalla grande, ha vinto il campionato di Serie B1 con il Castelletto Ticino e quello di Lega 2 con il Ferrara. A Sassari dal 2011 circa 190 presenze e oltre 900 punti realizzati. Ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e 2 Coppe Italia. Allora, qua non c'è premio, la premio io con una stretta di mano. Ecco qua, grazie. Dobbiamo rifare. Altro, avevamo finito. Insieme a Brian ovviamente vogliamo premiare tutta
la Dinamo Sassari per la straordinaria annata che ha portato al triplete. E quindi a conquistare lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa, insomma per una squadra sarda che ha sempre avuto anche una grande attenzione ai conti gestionali tenuti in perfetto ordine, veramente complimenti. E quindi vogliamo ricordare Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari, per questo. Prego. È ancora un po' emozionata, ma di la verità, l'hai sentito questa mattina? Sì, sempre, ci sentiamo sempre. spesso. Sì, anche sì. prima di venire qua? Sì, certo. Un antibiotico. Stefano Sardara, 44 anni, assicuratore, a capo della Dinamo dal luglio 2011, ha rivoluzionato il mondo del basket italiano. In poco tempo, con la sua mentalità dinamica e innovativa, ha trasformato una squadra che rischiava di non iscriversi al campionato di Serie A1 in una tra le maggiori realtà del panorama cestistico. Ha dato importanza al marketing e ha valorizzato il marketing. Ha vinto uno scudetto, Supercoppa e 2. Brava la Dinamo, lo ribadiamo ancora. E ora una disciplina che in Sardegna ha avuto momenti importanti, anche se ha dovuto combattere con una cronica carenza di impianti, una disciplina che non ha un grandissimo seguito, bisogna dirlo, ma che è veramente appassionante dal punto di vista spettacolare per chi guarda le partite. Parliamo del baseball e premiamo Gabriele Angioi, il primo sardo under 12 a un mondiale di baseball. Io vorrei chiamare Maria Teresa Spano, chiedo scusa, che è il presidente della Corte d'Appello di Sassari, va bene? E in ogni caso per premiare questo ragazzo, questo campioncino, dai, su. Dov'è? Eccolo qua, alla faccia di campioncino. Dottoressa, guardi un po'. Della società. Ecco. Guarda qui tesoro. Allora, la società regala questo e noi lo consegniamo a Mario Beretta del Cagliari Calcio, perché lo consegna allo sfortunato capitano del Cagliari, perché sia di buon auspicio per un ritorno prontissimo in campo. Eccolo. Dai, Manu. Giancarlo Manca, direttore tecnico nazionale FIUC, pratica da oltre 40 anni le arti marziali, da più di 30 è appassionato cultore e studioso degli stili interni del Kung Fu tradizionale cinese. È stato nominato atleta azzurro d'Italia dall'Associazione Atleti Olimpici e Azzurri, da 7 anni il direttore tecnico della nazionale della FIUC, Federazione Italiana. Premia il questore di Oristano, il dottor Di Roberto, anche col Kung Fu, ha promesso che fa da buono. Sta arrivando, una brocca. Attenta a pisare. Attenta a pisare, stava guardando. Eccolo, guarda qua. Allora, una delle discipline che ha dato più campioni alla Sardegna è parallelamente una delle discipline che ha fornito materia per noi dei lussi per scrivere ma anche per premiare. Parliamo del pugilato. Il premio USI del pugilato è intitolato tradizionalmente a un collega che non c'è più, ma che con le sue articoli ha dato lustro veramente e ha raccontato le epopee dei campioni dei pugili sardi. Si chiamava Joseph Vargiu. Oggi noi premiamo Alessandro Goddi e premia il mio collega, il figlio di Joseph, Valerio Vargiu. Complimenti ad Alessandro. Prego. Sì. Manu. Alessandro, un attimo solo, perché Valerio, trattieniti anche tu. Allora, tra poco Alessandro sarà chiamato a combattere. Il tuo avversario, qual è la data e il titolo in palio?
Sì, salve, ringrazio a tutti. Allora, combatto settimana prossima, sabato 5 a Lecce, difendo il titolo internazionale Silver WBC della classifica mondiale contro un pugile italiano questa volta. In bocca al lupo e complimenti ancora. Grazie a Valerio Vargio. Prego. Immagino che sia un telefono, voglio fare, grazie. Grazie. Ci penso. Ah sì, ora abbiamo uno spazio per la Formula 1. Addirittura, sento i commenti alle mie spalle un po' scettici, perché premiamo Ignazio Sansone, 38 anni di Capoterra, è uno dei personaggi forse meno conosciuti, perché è il capo dello staff tecnico di Sebastian Vettel alla Ferrari, a Maranello del 2005, ha lavorato prima con la Minardi, il suo pilota preferito era Alboreto, poi insomma quando realizzò cosa fosse la Formula 1 ha cambiato. Adora incontrare i sardi e ci ha mandato un messaggio che ora vorrei leggervi. Prima di tutto il suo saluto da sardo, saluto da Totus, un caro saluto a tutti gli organizzatori dei premi Ussi, gli ospiti, i premiati e tutti i presenti. Ringrazio di cuore tutti per questo premio che mi lusinga e mi rende orgoglioso di essere sardo. Purtroppo non posso essere qui con voi nella mia amata isola, ma la finale di campionato mi ha portato stavolta negli Emirati Arabi, l'ultimo Gran Premio proprio è quello negli Emirati. Voglio rappresentare nel mio piccolo la Sardegna, perché è un grande onore, la Sardegna che è sempre nel mio cuore, in ogni momento, griglie di partenza e pit stop compresi. Colgo anche l'occasione per congratularmi con tutti gli sportivi qui presenti. Da grande appassionato di sport quale sono, penso che oggi venga premiata la determinazione e i sacrifici che ogni sportivo ha dovuto affrontare per raggiungere grandi obiettivi e soddisfazioni importanti. Ora non vorrei rubarvi troppo spazio e rinnovo un saluto a tutti voi, sardi, sportivi e soprattutto i tifosi ferraristi. Un caro saluto. Ignazio Sansone, bravo. Prego. Adesso premiamo Daniele Cappe, allievo e capocannoniere, Sì. Nuorese classe 1999. Adesso gioca con la Nuorese e ha esordito nella gara di Coppa Italia di Serie D. Premia Maria Paola Murro, responsabile dell'area di Oristano del Banco di Sardegna. Grazie dottoressa per essere qua. Ecco Daniele. Bravissimo. Abbiamo premiato il baseball, non poteva mancare il softball, cioè la versione femminile, ma non soltanto, perché in qualche modo fa anche sport a sé di questa disciplina. E premiamo Nuoro Softball da 13 stagioni nella Italian Softball League. Ritirano i dirigenti Stefania Cannas e Luciano Mele e premia Giuseppe Amisani del direttivo Ussi Sardegna. Vicepresidente del Pubblicisti. Alle tue spalle. Eccolo. Manuela. FIPAV ritira il presidente Vincenzo Amendola, intensa attività nella diffusione della pallavolo e del beach volley in Sardegna, portando nell'isola numerose manifestazioni internazionali, tra cui l'Europeo di beach volley, il Congresso mondiale della pallavolo e il World Grand Prix. Premia Marco Capponi del direttivo Ussi Sardegna. Complimenti. Grazie, guardate. Sì. Allora torniamo a parlare del Cagliari. Ieri è andata male, va bene, ci sta nello sport, quello che dispiace è l'infortunio a un grande campione fuori dal campo più che in campo, Daniele Tessena, ma con il nostro auspicio e il nostro
il nostro augurio tornerà presto in campo. Però il Cagliari si sta distinguendo anche per la sua attività nel campo giovanile. E di ieri, credo, prima sconfitta del campionato primavera del Cagliari, ma ha già dato modo in qualche modo di mettersi in evidenza nel calcio giovanile, soprattutto per l'attività quasi a setaccio in tutta l'isola, ma non solo, dei giovani talenti. Allora noi dell'Ussi vogliamo oggi premiare due protagonisti di questa annata, di questa svolta nel calcio giovanile del Cagliari: Mario Beretta, responsabile del settore giovanile, e Massimiliano Max Canzi, allenatore della primavera del Cagliari Calcio. Prego, il premia. Chiederei a Stefano Palazzi se può premiare Beretta e Canzi. Allora, abbiamo scelto di fare questa manifestazione a Oristano perché qua c'è un centro federale importante, c'è un amico come Andrea Del Pin, ma vogliamo anche in qualche modo rendere omaggio a questa città che ci ha ospitato. E allora non si tratta di premi sportivi veri e propri, ma in qualche modo per un'attività culturale importante, di promozione del territorio. E parlo della Sartiglia, ovviamente. Allora, il Lussi Sardegna vuole premiare i due gremi, il gremio Corrado Massidda del gremio dei contadini e Alessandro Corubo dei falegnami. È importante l'attività che svolgono, soprattutto nella diffusione della cultura e della tradizione sarda, e noi giornalisti sportivi molto umilmente vogliamo dare un premio anche a loro, e chiamo Mario Frongia, presidente del Lussi, a consegnarlo. Corrado Massidda. Sì, un paio sì. Una premiazione molto, un po' di indisciplina, tranquilli. Allora, una premiazione molto particolare, poi Manuela leggerà la motivazione, perché premiamo la Pagi. Che cos'è la Pagi, vi chiederete? Ne avete sicuramente sentito parlare nei giorni scorsi. È la squadra dei richiedenti asilo politico. L'Italia, ma non soltanto l'Italia, vive un momento molto particolare. Siamo chiamati a dar prova di solidarietà, di accoglienza. In qualche occasione lo facciamo, in molte altre occasioni purtroppo no, e questo non va bene. Però questa squadra si è distinta proprio per la sua particolarità, e dobbiamo dire che quando gioca un po' in tutta l'isola davvero non si fa apprezzare. La motivazione del premio alla Pagi da Manuela. Sì, per poter giocare hanno avuto una deroga da parte del DC, non conta molto, ma dopo 8 giornate tutte sconfitte contro i gol fatti e 21 subiti, i gol sono stati realizzati da Powatà e Igiene. Ritira il premio il presidente Pierpaolo Cermelli. Chiedo all'avvocato Porcedo di premiarli. Azione, ragazzi. Vedetevi là. Allora, fermi qua, sarebbe troppo facile, buoni. Allora, non c'è il microfono, purtroppo non ti dico di venire da questo microfono perché in qualche modo daremo spettacolo. Allora, il tuo nome, Powatè, giusto? No, Yusuf. Da dove vieni? Da dove vieni? Dalla Nigeria. In quanti anni
Avevo 17 anni, perfetto. Complimenti, grazie al responsabile, grazie a voi. Devi sollevare la voce, mi dispiace, deve urlare. Allora, non ha... Sì. Purtroppo le batterie del microfono si sono scaricate, quindi dobbiamo chiedere a Manuela di sollevare la voce, che ovviamente però si farà sentire quanto più voi potrete fare silenzio. Grazie. Del CONI regionale Sardegna, Gianfranco Fara. Funziona? Okay. Le cravatte di Gianfranco. Funziona. Grazie Gianfranco. Dall'alpinismo al canottaggio premiamo il Circolo Canottieri Sannio di Bosa. È una società che nel 2015 ha avuto il primo posto nella classifica regionale sia a squadre che agonistica, grazie a buoni risultati anche in ambito nazionale. Circolo Canottieri Sannio di Bosa, il premio USSI 2015 lo consegna Giorgio Cannas del direttivo USSI Sardegna. Ah, ecco, sì, ci sono i saluti del Presidente. Allora chiedo a Manuela Canici di leggere il messaggio che ci ha mandato il Presidente del Cori Nazionale, Giovanni Malagò, di saluto non è potuto, l'anno scorso venne ai premi USSI a Olbia, quest'anno non ce l'ha fatta, ci ha inviato questo messaggio. Rivolgo il più sincero a nome personale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano agli amici dell'USSI Sardegna e a tutti i protagonisti del nostro mondo che riceveranno i premi per il 2015 nell'ambito dell'ormai consolidato vernissage stagionale. L'occasione mi consente di rinnovare i complimenti alla vostra realtà per la proficua e costante opera al servizio dell'intero movimento sportivo. Condividete con noi una quotidianità fatta di gioie, delusioni ed emozioni, vissute sempre nel pieno rispetto dei ruoli e con quell'onestà intellettuale che vi fa essere fedeli compagni di viaggio nel cammino verso un futuro di successi e di soddisfazioni. Starci vicino significa seguirci con passione e costanza, senza smarrire il ricorso alla critica obiettiva e mai strumentale, in ossequio alla deontologia professionale e a quelle capacità e conoscenze, tecniche e regolamentari che caratterizzano da sempre il vostro operato. Siete gli orgogliosi portabandiera di un messaggio che ci onoriamo di promuovere tutti i giorni attraverso la pratica motoria, dalla base fino all'agognato vertice. Sono sicuro che ci aiuterete a scrivere, grazie all'impegno sul territorio, la nostra prima pagina, quella che ci vede impegnati nel rafforzare l'architrave del nostro movimento, creando le premesse per il ricambio generazionale e offrendo gli strumenti per radicare una nuova cultura che sia da riferimento per l'intero Paese. In percorso diventa fondamentale sensibilizzare le coscienze collettive attraverso la vostra innata capacità di fotografare i fatti, legata ad analisi oneste e approfondite che possono contribuire a certificare la credibilità del nostro operato e a suggerire, ove possibile, soluzioni concrete per un domani sempre più ambizioso. Rinnovo i meritati complimenti ai vincitori del premio USSI 2015, capaci di meritare la vetrina non solo per i successi ottenuti, ma anche per l'esempio offerto, che diventa l'illuminante punto di riferimento per le nuove generazioni e per tutti gli appassionati. Siete i testimonial più efficaci dello sport come modello di vita. Vi ringrazio, purtroppo non posso essere presente a ritirarlo di persona perché è impegnato in un ritiro di squadra, ma posso dire che cuore ringrazio veramente e ho deciso di andarci a Super Sardegna. Allora, complimenti a Fagioli, e volevo anche ricordare che dopo questa cerimonia avremo modo di consumare un pranzo insieme offerto dalla Coldiretti Sardegna, perché nell'ambito del nostro grande tema di questa manifestazione
mangiare sano, e come meglio si può interpretare questo messaggio se non consumando un pranzo a base di prodotti sardi a chilometri zero, assolutamente genuini, ve ne accorgerete quando avrete la possibilità di gustarli. Mi dicono che Marco Storari è in arrivo, quindi abbiamo modo anche con i video di ascoltarlo. Secondo video, ragazzi. Ciao a tutti, mi dispiace di non essere presente a ritirare il premio, però ringrazio ugualmente a Lucy. Un bacione, ciao. Questa è Alessia Orro, l'attenzione Alessia Orro, campionessa mondiale. Abbiamo detto in precedenza, non c'è bisogno di nascere nelle grandi città per poi avere la possibilità di fare dei grandi risultati. Mi scuso se leggo solo ora il messaggio che ci ha mandato il prefetto di Cagliari, la dottoressa Giuliana Perrotta. Anche lei avrebbe dovuto essere oggi qui a Oristano, ma non ce l'ha fatta. Vi leggo il suo messaggio, benché impossibilitata a presenziare per precedenti impegni istituzionali. Desidero ringraziarla per l'invito rivoltimi a partecipare alla tradizionale cerimonia annuale di consegna dei premi USSI Sardegna 2015. Voglio altresì esprimere i miei più calorosi saluti a tutti i presenti, unitamente alle più vive congratulazioni e ai numerosi atleti, allenatori, dirigenti sportivi e prestigiose figure del mondo dello sport, che con la loro attività hanno meritato quest'anno l'ambito riconoscimento attribuito dai giornalisti sportivi sardi. Al contempo intendo manifestare la mia più convinta adesione per il tema scelto per la giornata odierna, considerando la lealtà, l'onestà e il rispetto delle regole quali valori indissolubili nello sport. La diffusione di tali principi, specie tra le giovani generazioni che si avvicinano con gran passione alla pratica sportiva, deve costituire un irrinunciabile obiettivo di tutti i cittadini in cui sta a cuore la crescita civile della nostra società, ma in particolare di chi ha la fortuna, con le sue decisioni, con i suoi comportamenti durante le competizioni, con parole e immagini, di rivolgersi alle più ampie platee di pubblico, risultando capaci di rappresentare un modello di cultura sportiva. Giuliano Perrotta. Grazie. Nuovo video. Ringrazio Lucy per aver pensato a me per questo premio. Purtroppo non posso esserci perché sono in trasferta a Capo d'Orlando, però vi invito comunque a Palazzo dei Carabinieri. Grazie a voi. Un ringraziamento alla commissione Lucy che ha fa felice, però non dobbiamo essere presenti, siamo a Mosca la prossima età, però adesso aspettiamo di procedere e la Lo sport dovrebbe essere un'entità a parte, fonte di benessere e oasi di rifugio in tempi di crisi e negatività. E Pierre de Coubertin affermava: lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata. Lo sport ha la potenzialità di cambiare il mondo se vissuto nel senso vero di una sana competizione, e in questo caso riesce a suscitare emozioni anche fortissime e a ricongiungere le persone. Questo accade perché però in una società eticamente sana, ed è questo il vero problema.
Se praticato in ambiti dove non esiste il senso etico e dove predomina la corruzione e la slealtà, lo sport da solo non riuscirà mai a modificare le cose. A livello personale posso dire che questo è quanto mi è successo e la pallavolo mi ha dato tantissimo e ha contribuito a farmi diventare quello che sono, medico, ricercatore e ora rettore. Questa iniziativa dell'USI è davvero lodevole, mi dispiace non essere stata con voi, ma mi riprometto di esserci in futuro e vi ringrazio. Complimenti a tutti i premiati da parte dell'Università di Cagliari, che ho l'onore di rappresentare, e un augurio di buon sport a tutti. Grazie. Dobbiamo, così come accade nelle dirette televisive, devo cercare di fare un po' di far passare il tempo, perché mi dicono che Marco Storari sta arrivando, è stato segnalato dalle staffette segnalate. Sì, al di là, diceva giustamente Mario Beretta che sta sfidando gli autovelo sulla 131. Allora, siccome dobbiamo far passare qualche minuto, chi meglio dell'avvocato Porcetto può raccontarci qualche altro aneddoto? Prego. È pericoloso, mi dicono che è pericoloso, non ricorda nient'altro. Sì. No, Peppino Frisco ormai. Venga qua, ci racconti. Beh, qualcosa. Lei è mai stato, al di là dell'episodio dell'assegno tagliato negli spogliatoi, in altri spogliatoi dove ha avuto modo di controllare che qualcosa si stesse svolgendo di illecito? Ci racconti almeno un episodio, quello che si può raccontare, tanto ormai la prescrizione ha fatto giustizia di quello che è avvenuto. Ah sì, parlo, tanto ormai negli anni, Parma-Verona, anno 70-72, insomma. La segnalazione era che tra il Parma e il Verona, tramite un vecchio allenatore del Parma, dovesse taroccarsi la partita. Allora io dal solito De Biase vengo spedito a Parma e per evitare che fossi riconosciuto da qualcuno mi vesto con la tuta del Verona come fossi un massaggiatore. Vedo i due che si incontrano e concordano, quindi io sento tutto. L'indagine era iniziata e quindi già finita. A fine partita trovo a fine partita ho trovato un ex arbitro di Parma, mi sfugge ora come si chiamasse, dice: ma e tu cosa fai qui? Michelotti, esatto. Michelotti dice: perché sei qui? Perché sei qui nello spogliatoio? Ma sono venuto a trovare un amico. Chiamo i due, li sento, verbalizzo e De Biase mi dice: quando inizi l'inchiesta? Ti sto già mandando la relazione col deferimento. E quindi si era portato avanti con il lavoro. Grazie avvocato Porcetto. Andrea Del Pin che voleva dire qualcosa. Prego Presidente. Intanto volevo ringraziare l'USI per aver scelto Sarodia per questo appuntamento importante di formazione loro, ma anche per i premi USI. Per noi dare l'opportunità a tutti i giornalisti che scrivono di sport in Sardegna di conoscere il Centro Federale è grasso che cola, come si usa dire, nel senso che ci fa troppo piacere, però ci tenevo a prendere la parola per ricordare che questo Centro Federale, fatto di 5 campi, di cui 3 campi a 11, 2 a 5 e diversi servizi annessi, è unico in Italia in ambito di Lega Nazionale Dilettanti, e che la Lega Nazionale Dilettanti è un consiglio direttivo del Comitato Regionale di folli ha voluto intraprendere una scommessa che ormai siamo riusciti a portare a termine con la collaborazione sincera del Comune che ci ha appoggiato in tutto e con gli ordini e con le istituzioni che gestiscono la sicurezza come la Questura ed altre istituzioni. Questo ci ha consentito di avere un centro che sarà all'avanguardia e che sarà intitolato a brevissimo a uno dei nostri consiglieri del Consiglio regionale che più di tutti ci teneva a che venisse realizzato. È un collega che purtroppo non c'è più, che ha pareggiato una partita impossibile con una malattia terribile, poi ai tempi supplementari l'ha persa. Un saluto e un arrivederci all'intitolazione ad Agostino Carta.
di una tappa del Giro d'Italia, perché Marco Storari è segnalato quasi all'ultima curva, quindi siamo praticamente addirittura d'arrivo. Allora io mi siedo qui vicino a Mario Beretta, perché parlare di giovani è sempre molto facile, poi insomma averli così come allenatore, ma anche qualche volta, quante volte ti è successo di dover fare da papà quasi ai ragazzi che hai seguito nella tua carriera, non soltanto a Cagliari ma prima a Parma e quant'altro? Beh, parecchie volte, però ho la fortuna di fare il papà a casa, quindi mi alleno a casa, parlo meglio poi con i ragazzi, tante volte perché succede chiaramente che i ragazzi hanno difficoltà di vario genere, dalla difficoltà scolastica alla difficoltà magari di perdere un caro o magari di lasciarsi con la fidanzata, con tutte cose che normalmente, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi che giocano tra i professionisti, non vengono contemplate da chi va a vedere le partite, perché vedono solo il giocatore, punto, ma dietro al giocatore c'è un ragazzo, un uomo che con le sue difficoltà, con le sue debolezze, a cui bisogna comunque prestare sempre molta attenzione, a maggior ragione se sono ragazzi giovani. Senti Mario, si è detto, sbagliato secondo me, tradizionalmente che morfologicamente i sardi non sono molto adatti al calcio, che quindi i prodotti del calcio giovanili del Cagliari non potevano essere all'altezza di quelli delle altre formazioni che dedicano anche molto lavoro ma anche molte risorse ai nostrai. Per quella che è la tua esperienza qui al Cagliari è un tabù da sfatare? Ma decisamente, adesso non vorrei fare un esempio irriverente, però mi pare che il Barcellona abbia dei giganti, quindi insomma magari non avremo Messi, Iniesta e Xavi e tutti gli altri, ma indubbiamente e per fortuna il calcio, forse rispetto ad esempio alla pallavolo, alla pallacanestro, c'è la possibilità comunque di emergere anche se non hai un grande fisico. L'importante è avere delle doti tecniche, delle doti caratteriali determinanti. Per fortuna, ripeto, non è determinante l'aspetto fisico. Quindi, ovviamente, ritornando al discorso di Cagliari e della Sardegna, io non sono assolutamente preoccupato perché ritengo che ci sia la possibilità di comunque di far crescere dei talenti anche magari di statura media. Speriamo. Al di là della primavera, Max Granzi è il buon testimone del lavoro che è stato fatto. Ci sono anche le altre squadre, direi, di minore sono che stanno molto ben comportando. Quindi il lavoro va fatto in profondità, ma in realtà siete andati a setacciare il fuoco della Sardegna, ma non soltanto. Ma no, è chiaro che non è neanche il primo anno, sono i primi 3 mesi di lavoro che stiamo facendo, stiamo raggiungendo dei risultati, soprattutto con la primavera, sinceramente insperati, grazie al lavoro dell'allenatore, grazie al lavoro di tutta l'equipe che lo segue e di tutti noi e dei ragazzi naturalmente, in principal modo. È ovvio che ci sono anche le altre squadre, stiamo cercando di mettere, uno l'abbiamo già fatto, un centro di formazione ad Alghero. Speriamo entro l'anno chiaramente calcistico, di farne altri 2 in modo da poter, tra virgolette, se possibile farci sfuggire meno calciatori possibili dall'isola. Sappiamo che abbiamo comunque della concorrenza, perché comunque anche le altre grandi squadre vengono a guardare, però sappiamo anche l'attaccamento che hanno i sardi per il Cagliari e quindi su questo facciamo leva, ma d'altronde dobbiamo anche offrire loro qualcosa di positivo e ci stiamo piano piano organizzando, abbiamo già fatto dei passi in avanti notevoli. Mario, tutti i ragazzi che vengono a Cagliari poi studiano anche, vengono da lontano, voi tenete molto anche a questo aspetto, cioè che completino gli studi e si diventino non soltanto bravi giocatori per ce la faranno, ma soprattutto bravi cittadini. Questo è l'aspetto più importante, ci tiene prima di tutto il presidente Giulini, ci teniamo noi tutti, abbiamo potenziato la foresteria, abbiamo potenziato anche l'aspetto dei trasporti, ci teniamo in modo particolare alla scuola, abbiamo messo a tempo pieno uno psicologo e tutor didattico per i ragazzi che vengono da fuori, che sono in tanti, ci teniamo in modo particolare perché, come ho detto ai genitori delle riunioni di inizio anno, una delle ultime statistiche dell'UEFA dava un calciatore su 30.000 che potesse arrivare in Serie A. Noi vogliamo cercare di farne arrivare il più possibile, ma soprattutto non dobbiamo
Dobbiamo dare la possibilità a chi esce dal Cagliari Calcio. È arrivato Marco. Ciao Marco. E come dicevo, dobbiamo però far sì che quando una volta debbano andare via dal Cagliari Calcio, magari non riusciranno ad arrivare a livello di sport professionistici, però dovranno continuare a giocare perché hanno il piacere di giocare, ma soprattutto dovranno fare in modo di avere un lavoro futuro, e chi più della scuola può dare questa possibilità. L'ultima cosa, un esempio, purtroppo per loro un mese e mezzo fa qualcuno ha marinato la scuola, l'abbiamo trovato e non ha giocato. Erano senza nessun tipo di problema con gli allenatori, i ragazzi sanno che questo sono le nuove regole di quest'anno al Cagliari Calcio e vanno seguite. Giustissimo così, prima di tutto grazie. Adesso è un momento importantissimo della premiazione, procederanno alla premiazione di Storari di cui si è già parlato, ma lo diranno ancora meglio loro, i vertici dell'Ussi Sardegna, e cioè Mario Frongia, Andrea Frailis e Giuseppe Amisani. Devo dire, prima quando Andrea mi ha dato il riconoscimento di cui vado fiero, mi ha detto una speranza che possa nascere un'amicizia. Un'amicizia già innata, perché ho avuto la possibilità e l'onore di conoscere delle persone straordinarie, e quindi come vertici dell'Ussi sicuramente faranno dare un indirizzo particolare in questa funzione così importante, e non voglio togliere ulteriore tempo a loro in questo momento così bello di questa premiazione di uno sportivo. Grazie a Stefano Queste Palazzi. le parole del procuratore federale Stefano Palazzi. Che dire, tanto Insieme ai ringrazio il vertici Cagliari dell'Ussi Calcio, Sardegna, ringrazio la il dirigenza, presidente Mario ringrazio Frongia in Beretta particolare. e Tra Max pochi Canzi, minuti che hanno avuto la pazienza la di accompagnarci in premiazione questo viaggio. del portiere del Le Cagliari parole Marco speciali su di te, Storari. Marco, Ci sarebbe piaciuto raccogliere le sue impressioni dopo la sconfitta bruciante di Brescia. Questo non sarà possibile per parola dell'ufficio stampa del Cagliari, in particolare dell'addetto stampa. Quindi, Paolo oltre Vallone, all'impegno personale nell'essere venuto qui, ci permetterà di sentire faccia a faccia né Marco Storari né tantomeno il tecnico della primavera Max Canzi, è meglio non viverle tutte, e anche qualcuno Mario farsela Beretta, solo responsabile del raccontare, settore però giovanile. Così è la Serie B, così è la tua professione. Quindi grazie a mio nome personale, grazie da tutti i cronisti sardi. Dietro l'Ussi si cela una piccola famiglia, sbagliamo tanto anche noi. Spesso dobbiamo, l'ho detto prima, essere bravi a correggere gli errori, quindi grazie. Il fatto che tu sia qui per noi è motivo di grande orgoglio. Che poi ci abbia presentato il procuratore federale Stefano Palazzi rimarrà nella storia. Grazie. Allora, innanzitutto scusate il ritardo, ma ero impegnato con gli allenamenti, più che altro con le chiacchiere post partita che ha voluto fare l'allenatore come fa sempre. Sono onorato e ringrazio tutti per questo premio. Sono tornato anche per questo, non per ricevere il premio, ma per l'accoglienza che ho sempre avuto da parte del popolo sardo, da parte di tutti, e nel bene o nel male ho sempre sentito affetto, nel bene o nel male, nel senso nelle vittorie e nelle sconfitte c'è sempre stato affetto intorno a me, intorno alla nostra squadra, come sicuramente è successo ieri, e come sicuramente ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo al nostro capitano, che ieri purtroppo ha subito un grave infortunio che lo terrà, ahimè, purtroppo lontano dalla squadra e dai campi per parecchio tempo, però queste cose rafforzano, come poi ovviamente sarà motivo per noi, come abbiamo detto da ieri sia dentro lo spogliatoio, e poi purtroppo non è andata così, però ci darà motivo ancora di più di voler vincere il campionato anche per lui, che l'ho lasciato a metà perché mancano poche partite, insomma, per finire il campionato, il girone d'andata. Per adesso siamo ancora primi in classifica e vorremmo rimanere là, quindi ecco, aspetteremo Daniele all'ultima giornata per festeggiare. Che dire, ieri è stata una brutta sconfitta che ci aiuterà a crescere, che ci aiuterà a far tesoro dei nostri errori, e niente, vi ringrazio ancora per
per la vostra ospitalità. Grazie. È un bambino che ha dato prova di grande correttezza segnalando all'arbitro, fa parte dell'Atletico Olbia, si chiama Fabio Tosi, segnalando all'arbitro che avrebbe dovuto fischiare ai suoi danni un rigore. Quindi il primo e l'ultimo impegnati di oggi, due esempi di correttezza. Veramente deliziosa quest'oggi ad affiancarmi ed affiancarci in questa manifestazione e vorrei che il questore di Oristano consegnasse questi fiori a Manuela Chiarisco con Rudolfo. Mario Frongia, presidente dell'Ussi Sardegna, lo avremo tra qualche istante per una battuta conclusiva, per un bilancio finale di questa premiazione. Mario, una battuta al volo, allora possiamo fare un bilancio di questa premiazione, direi che è stato come ogni anno un evento assolutamente positivo. Sì, adesso si sente un po' la fatica, ma aver chiuso con Marco Storari e il piccolo tifoso che ha chiamato di 12 anni, l'abbiamo visto, di Olbia, che ha chiamato l'arbitro e gli ha segnalato un rigore ai suoi danni, credo che sia la sintesi migliore, la cornice che probabilmente abbiamo sognato. Ecco. Un passaggio di consegne quasi, insomma, tante eccellenze dello sport sardo premiate quest'oggi. È passato proprio in questo momento il procuratore Stefano Palazzi, è stato probabilmente lui il personaggio più importante che è intervenuto quest'oggi. Possiamo trarre un insegnamento da questa mattinata importante? Guarda, il procuratore federale, oltre che averci lusingato e inorgoglito per la sua presenza, nell'intervento al corso aveva già spiegato quale e quanto fosse fondamentale impegnarci tutti nell'attenzione, nel rispetto, nel raccontare delle regole, nel raccontare degli esempi virtuosi, nell'avere un atteggiamento molto professionale verso tutte quelle piccole pagine della nostra professione, appunto di cronisti. Sicuramente Stefano Palazzi, lo dico con molto orgoglio, non è figura che si spende sui palcoscenici nazionali. Il fatto che sia venuto in Sardegna, non neghiamo che ci ha dato una mano d'aiuto importante Carlo Porcedu, che l'ha avuto nel suo staff di lavoro, ci ha gratificato molto e dà la sensazione a tutti che con l'impegno, con l'attenzione si possa sicuramente raggiungere qualsiasi obiettivo. Grazie mille a Mario Frongia, ci auguriamo di raccontare anche l'edizione 2016 dei premi. Marco Storari, la sensazione che ieri Daniele De Sena, passandoti la fascia da capitano, non ti abbia dato solamente un banale pezzo di stoffa, ma ti abbia passato una vera e propria missione, così dovrai trascinare tu il Cagliari adesso. Ma io cercavo di farlo anche senza fascia, e sicuramente anche perché forse sono stato chiamato anche per questo. Daniele ovviamente è il nostro capitano, con il suo carisma, con la sua semplicità ci ha dato e ci darà ancora tanto, perché appena si opererà ritornerà da noi, quindi starà vicino a noi e ci darà il suo contributo anche fuori dal campo. Sinceramente per me purtroppo è un onore indossare la fascia, sono molto contento, anche se avrei preferito che le cose rimanessero come erano prima. La sconfitta di Brescia secondo te è imputabile soprattutto a questo trauma psicologico, oppure c'è stato dell'altro al rientro dagli spogliatoi? Sicuramente c'è stato, insomma non era il Cagliari che siamo abituati a vedere, e poi se vi devo dire che eravamo scioccati io vi dico di sì, perché vedere un nostro compagno a cui vogliamo bene, soprattutto il nostro capitano, piangere per terra con una gamba rotta, con un giocatore sanzionato per metà, sinceramente per noi è stato uno shock, e ve lo dico perché a 38 anni non mi era mai capitato di vedere. Ne ho viste tante, ma così cruda no, quindi ci ha scioccato ovviamente, e non tutti sono riusciti a reagire, quindi è successo quello che è successo, ma ripeto, questa è una sconfitta che intanto siamo ancora primi in classifica e questo
ci piace, perché noi siamo stati costruiti per questo e vogliamo continuare a stupire. Se ci fosse la possibilità di giocare oggi, giocheremo oggi, per far vedere che siamo noi, che abbiamo voglia di lottare e che ci sta di cadere, ma che ci rialzeremo presto. Spesso il Cagliari viene definito anche ironicamente, tra virgolette, la Juventus della Serie B, qualcuno dice anche in termini di trattamento arbitrale. Ieri l'entrata di Coria è stata sanzionata solamente con il giallo. Come ti senti di commentare anche questo provvedimento arbitrale? Tra l'altro è espulso anche Rastelli, per cui il danno è la beffa. Sì, molto probabilmente l'arbitro non si è reso conto della gravità del fallo, e soprattutto poi magari non si è reso conto della gamba a penzoloni, della tibia a penzoloni di Daniele, quindi ecco, comunque sbagliano tutti, quindi non stiamo qui a colpevolizzare nessuno. Il Cagliari non è la Juventus, il Cagliari è il Cagliari, che rappresenta, come ho sempre detto, un popolo che è sempre stato costruito per vincere, sia in Serie B che in Serie A, e quindi noi faremo un campionato da Cagliari, quindi un campionato in vetta. Cercheremo di stare sempre là per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio campionato. Hai detto che c'è stato un confronto stamattina, vi siete guardati in faccia, cosa vi siete detti? No, il confronto come succede sempre dopo ogni gara. È ovvio che stamattina c'erano molti musi lunghi, ma questa cosa mi piace perché eravamo tutti belli incazzati e ci sta, dispiaciuti perché abbiamo perso un giocatore importante, però il Cagliari si rialza sempre e quindi già da giovedì e da domenica faremo vedere chi siamo. Directa Sport e Sardegna Sport hanno il piacere di ospitare Stefano Palazzi, procuratore federale e relatore d'eccezione quest'oggi al corso organizzato da Lussi Sardegna. Si è parlato di giovani e di legalità, due temi particolarmente importanti. C'è bisogno forse di creare una nuova cultura sportiva in Italia, partendo proprio dai giovani, sperando che un domani magari non ci sia più bisogno della giustizia sportiva. Certamente, è un aspetto, come abbiamo detto oggi al convegno, importantissimo, di primaria importanza, ancora più importante di un sistema votato a accertare e a reprimere comportamenti violativi, perché appunto il sogno di tutti quanti noi che facciamo questo tipo di attività, peraltro a livello sostanzialmente di volontariato, sarebbe quello di fare il meno possibile, ma proprio perché non ci siano proprio più casi del genere. Quindi un aspetto veramente fondamentale, in cui relativamente al quale tutto il mondo del calcio è attentissimo e ci sono tantissime iniziative finalizzate proprio ad ampliare e approfondire questa cultura della legalità, con delle iniziative molto importanti da parte della federazione e delle leghe che appartengono alla federazione, Lega di A, di B e del calcio professionisti. Lussi Sardegna l'ha voluta fortemente quest'oggi. Quale deve essere il ruolo della stampa in questa fase di costruzione appunto della cultura della legalità di cui si parlava? Ruolo fondamentale, perché la stampa svolge una funzione sociale importantissima. È importantissimo che l'opinione pubblica possa rendersi conto dell'importanza dei valori positivi e degli esempi positivi che non mancano e che tante volte invece fanno meno notizia degli esempi negativi. Tra gli esempi positivi ha citato un calciatore del Cagliari, Fabio Pisacane, meno pubblicizzato forse di Farina, però è stato importantissimo, un aspetto che ha tenuto particolarmente a rimarcare. Importantissimo perché con la sua denuncia di un avvicinamento consentì di accertare un caso di illecito sportivo che è stato poi giudicato come realmente esistente, ed ha avuto un grandissimo coraggio e una grandissima forza a fare questo tipo di denuncia, e quello rappresenta uno degli altri casi positivi a cui va data particolare rilevanza, in cui la stampa deve svolgere in modo pieno questo suo ruolo importantissimo. Veniamo dall'ennesima estate calda sotto il profilo della giustizia sportiva. Un aspetto tecnico su cui mi piacerebbe chiedere un suo parere è quello relativo alla recidiva. Quanto pesa, se deve pesare maggiormente secondo lei all'interno di un discorso di giustizia sportiva? Sì, la recidiva già viene valutata nell'ambito dell'ordinamento sportivo ed è prevista come causa di esclusione della possibilità di poter patteggiare per esempio la sanzione, quindi già viene dato ampio spazio a questo istituto, che però richiede, e questo magari delle volte non si tiene in dovuta considerazione da parte degli organi della stampa, che il precedente caso sia passato in giudicato
e quindi magari ci sono dei casi pendenti che non sono ancora arrivati a un accertamento definitivo, nei quali la recidiva non può essere contestata. Un altro istituto su cui mi piacerebbe insomma discutere con lei è quello relativo al patteggiamento. Secondo lei c'è bisogno di una revisione dal punto di vista della giustizia anche di questo particolare istituto, appunto? L'istituto del patteggiamento è stato introdotto da relativamente poco nell'ordinamento sportivo, dal 2007, e ha portato dei grandi frutti anche a livello di deflazione e di certezza dell'applicazione delle sanzioni, quindi sicuramente va valutato positivamente. Peraltro il nuovo codice di giustizia sportiva, in un modo molto giusto e opportuno, codice CONI e codice poi della federazione, hanno previsto espressamente la possibilità che il patteggiamento possa intervenire anche prima del rinvio a giudizio disciplinare del deferito, quindi tutto può essere migliorato, ma già ci sono stati degli ampi interventi di miglioramento del sistema sotto questo aspetto, che già è comunque molto positivo. Secondo lei c'è bisogno di un ulteriore giro di vita nei confronti di alcuni personaggi magari sottoposti a delle squalifiche, che però magari danno potere di firma a degli amministratori delegati improvvisati, rimanendo comunque di fatto in carica in alcune società? C'è bisogno di un'ulteriore stretta da questo punto di vista, secondo lei? Questo è un aspetto molto delicato, perché non si tiene conto del fatto che le sanzioni disciplinari possono intervenire soltanto nel mondo federale, ma non possono attenere rapporti statuali, nell'ambito dei quali le sanzioni disciplinari chiaramente non possono incidere, quindi un rapporto di lavoro non può essere necessariamente intaccato da una sanzione disciplinare. Si può prevedere nell'ambito appunto dei contratti, i modelli organizzativi delle società peraltro lo possono fare, così come sanzioni disciplinari non possono incidere sulla proprietà di società e così via, quindi è un discorso molto difficile e complesso da affrontare, però anche qui si sta facendo tanto. Siamo in compagnia di Gianfranco Salaris, presidente della Federhockey Sardegna, con cui andiamo a fare un pochino lo stato dell'arte della situazione dell'hockey in Sardegna. l'Amsicora in vetta, altre squadre insomma attorno alla metà classifica. Direi anche quest'anno le squadre isolane si stanno distinguendo in positivo. Direi proprio di sì. Speriamo adesso nella ripresa del campionato che inizierà di Prato e che inizierà a marzo, ricomincerà a marzo, perché adesso c'è la pausa per l'indoor, di raggiungere quantomeno i risultati dell'anno scorso, cioè con 3 squadre nei playoff su 4. Impresa non da poco, insomma, l'Amsicora si sta distinguendo in positivo anche quest'anno. Tra i premiati quest'oggi ci sarebbe dovuto essere Roberto Carta, tecnico della prima squadra dell'Amsicora, sia al maschile che al femminile, scudetto lo scorso anno. Vogliamo spendere due parole. Esatto, vogliamo spendere 2 parole per lui. Niente, è il frutto di un grandissimo lavoro che ha fatto Roberto, raggiungendo e portando questi ragazzi, che sono obiettivamente ragazzi meravigliosi, a un risultato incredibile, ma è frutto anche di un lavoro di tutta l'isola, di tutta la regione Sardegna, che è, calcoli che la finalissima per il titolo italiano femminile è stata fatta da 2 squadre di Cagliari, per cui, cioè Ferrini e Amsicora, per cui è un risultato incredibile. E chiaramente il confronto continuo fra le squadre sarde aiuta a crescere. Confronto immagino anche a livello giovanile. Come funziona la base del movimento l'hockey, che può essere considerato, se vogliamo, anche lo sport nazionale tra virgolette in Sardegna, perché è quello che regala più soddisfazioni in Italia? Certo, no, la base è importantissima la base dei ragazzi, è importantissima la preparazione e la qualificazione dei tecnici che lavorano con i giovani, perché trasferiscono il bagaglio tecnico necessario per crescere. Tutti sanno che la Sardegna dà dei giocatori alle nazionali sia giovanili che maggiori in quantità industriale, per cui anche i ragazzini sono stimolati nel riuscire a vestire la maglia azzurra, che è un risultato che è il sogno di tutti i bambini, di tutti i ragazzini, e in Sardegna questo è possibile con un grande impegno, con un grande lavoro, con una incredibile volontà. È possibile per i ragazzi raggiungere quell'obiettivo, che è un obiettivo eccezionale
se pensiamo cosa vuol dire e cosa significa per un atleta. Possiamo elencare quali sono le attività concrete magari della Federhockey per promuovere l'hockey tra i giovani, magari anche nelle scuole per esempio? So che diverse società si muovono in questo senso. C'è un grandissimo impegno da parte del Comitato Regionale Sardegna. Io con i miei collaboratori abbiamo un bilancio che per l'80% è rivolto alla promozione scolastica, promozione in generale e in particolar modo alla promozione scolastica. A tutte le scuole che vogliono fare hockey noi regaliamo 12 bastoni, 12 palline, nonostante il nostro bilancio che è da pazzesco, cioè talmente basso, però facciamo grandissimi sacrifici per poter dare la possibilità a tutte le scuole di fare l'attività. E fornendo alle stesse scuole dei tecnici altamente qualificati. Gabriele Angioi, giovane prodigio del baseball sardo, reduce dai mondiali under 12 a Taiwan. Allora, innanzitutto io ti chiederei come ti sei avvicinato a questo sport un po' particolare in Sardegna, non molto praticato forse. Allora, i miei genitori giocano tutti e due sia a baseball, quindi a softball. Mia madre ha giocato in Serie A e mio padre anche lui è arrivato in Serie A, quindi fin da piccolo ho giocato con loro e mi sono allenato fin da piccolo con loro, quindi alla fine... Tu sei cresciuto nel Cagliari Baseball, società appunto nel capoluogo isolano, poi ti sei trasferito oltre Tirreno. Ci vuoi raccontare questa tua nuova esperienza? È iniziata quest'anno e mi hanno preso all'Accademia del Baseball a Livorno, al Centro Coni, dove adesso per un anno e spero anche di più, dove si saprà soltanto se sarò riconfermato e se andrò bene. Sei giovanissimo, quindi magari è meglio non mettere l'asticella troppo in alto, però ti sei fissato un obiettivo, ti piacerebbe un giorno magari raggiungere quale livello? Arrivare a giocare professionista in America. MLB, quindi come i grandi, anche italiani, Alex Liddi può essere un modello per te? Sì, un esempio. È un giocatore preferito? Di baseball sì, José Reyes. Che io non conosco, confesso, però magari andrò a informarmi. Ti chiedo magari se vuoi lanciare invece un appello, perché la squadra di Cagliari ha difficoltà a livello di campo, magari dalla tua voce può arrivare un appello anche al comune di Cagliari per regalare un palcoscenico più dignitoso a una società che ci ha regalato un gioiellino di sportivo come te. Beh, spero che un giorno si potranno anche tutti gli altri allenare in un campo decente e arrivare a giocare tutti i giorni, ad allenarsi tutti i giorni con un campo decente, attrezzature ce le abbiamo, però sempre meglio comunque, perché è sempre bello avere un campo tuo, sempre specializzato per il baseball. Sono in compagnia di Chiara Obino, un nome diventato ormai notissimo nello sport isolano, specialista in apnea. Lascio a te ricordare quello che è il tuo palmarès, soprattutto nell'ultimo anno. Sì, grazie. Diciamo che quest'anno è stato un po' l'anno del bottino grosso, dopo tanti anni di sacrifici. La stagione si è aperta presto, ho conquistato un record italiano a Rana nel mese di maggio. Poi sono ritornata nel mare nostrano, quindi nel Mediterraneo, e quindi arriviamo al mese di agosto, dove ho fatto un record italiano appunto proprio a Cagliari, meno 71 metri con le 2 pin. Poi ho fatto i campionati italiani, sono campionessa italiana con la monopinna, e poi ai campionati del mondo ho vinto e quindi sono campionessa del mondo con le 2 pin. E sono arrivata seconda nella gara con la monopinna e quindi sono vice campionessa del mondo con la monopinna. Quali sono invece i prossimi obiettivi dopo tanti successi? Allora, diciamo che gli obiettivi sarebbe riuscire a centrare un po' quello che mi è mancato quest'anno, perché io ho fatto un tentativo di record del mondo di profondità con la monopinna, la profondità è stata raggiunta ma il record non è stato convalidato per un protocollo di uscita non corretto, quindi mi piacerebbe l'anno prossimo ricimentarmi in un tentativo di record del mondo, mi piacerebbe farlo di nuovo a Cagliari, anche così per un legame che ovviamente ho con la nostra terra. In questo momento in realtà io sono a riposo perché la mia stagione di allenamenti inizia a gennaio, gli obiettivi saranno appunto per il mese di agosto-settembre, mi piacerebbe anche riconfermarmi nei titoli che ho vinto quest'anno, quindi magari nei campionati italiani e nei campionati del mondo. Ti abbiamo vista durante la presentazione alle prese con 2 bellissime bambine, tu sei madre, sei anche una professionista, sei dentista, come riesci a conciliare tutto questo con uno sport che diventa impegnativo a un certo punto? Diciamo che c'è un grande lavoro dietro, non sono una ragazzina e quindi è tanti anni
che esercito la professione ed è anche tanti anni che sono una sportiva, e questa esperienza effettivamente mi permette di gestire al meglio i vari impegni. È comunque una cosa su cui lavoro continuamente. L'anno scorso ho fatto proprio un percorso di mental coaching 1-1, quindi individuale, proprio sulla gestione della motivazione e la capacità di rimanere focalizzati nelle diverse attività che faccio, quindi sia nella professione che nello sport e che nella mia attività di mamma. Tu sei espressione di un movimento, quello dell'apnea in Sardegna, che è comunque in costante ascesa. Qual è lo stato dell'arte del movimento? Guarda, sono molto felice di poter dire che adesso soprattutto la base di reclutamento dell'apnea è molto cresciuta. Ci sono tantissimi praticanti di ogni livello, da chi veramente ha iniziato ieri, a chi approccia le prime gare, a chi si affaccia all'agonismo vero, l'apnea ricreativa. I praticanti sono veramente tanti rispetto a quando io ho iniziato, che un po' ero veramente l'unica che faceva apnea, cioè tutti quanti erano pescatori subacquei o più o meno dediti ad altre attività. Quando mi dicevano ma tu fai apnea, sembrava una cosa un po' strana. Oggi sono tanti, questo mi fa molto piacere, anche perché è una disciplina che offre a tutti quanti delle ottime occasioni di riflessione, di introspezione, di crescita individuale, quindi va veramente oltre la pratica dello sport, diventa un po' una disciplina di vita, e mi fa molto piacere che in tanti si stiano avvicinando e stiano scoprendo le bellezze che l'apnea offre. Lasciamo con questo augurio, andiamo a chiudere allora questa diretta da Oristano. L'appuntamento è per i prossimi eventi targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre